Bene, dottor Niccolò Molea, già direttore nel settore cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Che cosa ha rappresentato la legge regionale numero 68 del 1981 per le attività culturali in Regione Friuli Venezia Giulia? Ah sì, una riforma fondamentale. È stata la mia prima figlia, sì. Mi è costato almeno 5 mesi di studio a casa, alla sera, dopo il duro lavoro, perché io ho sempre studiato, e poi la mia grande passione, le associazioni, e la vittoria delle associazioni, perché c'era una divaricazione tra la posizione del Partito Comunista e la posizione naturalmente del Partito Democristiano. Il Partito Democristiano è più per il pluralismo. Il Partito Comunista era, e ancora penso sia, fautore della cultura di Stato, quindi grande spazio ai comuni. I comuni non sono soggetti di cultura e hanno ben altro da fare. Non si possono sostituire le associazioni. I protagonisti della cultura sono le associazioni. Volontariato, più o meno volontariato, sono le associazioni. E quindi questa è la vittoria del 68. Ho avuto un meraviglioso assessore, Dario Barnaba, che mi ha dato fiducia, e dopo io avevo studiato tutte le leggi delle regioni. Ogni sera io studiavo le leggi delle regioni e quindi è venuto un purpurì. Ho preso la parte migliore, anche ho escogitato degli accorgimenti burocratici per semplificare, tipo il preventivo particolare, perché sennò uno riceveva tot e doveva rendicontare il doppio o il triplo. Col preventivo particolare veniva circoscritto, ecco, per non farla troppo lunga. Che bello però vedere... E dopo i teatri, no? Una volta non erano riconosciuti. Bisognava andare ogni volta a trattare, questo sì, questo no. Almeno i teatri regionali vanno riconosciuti e salvati. Stavo dicendo, è bello sentire l'entusiasmo, no, da parte sua. La crescita delle associazioni regionali nella regione Friuli Venezia Giulia è stato il risultato proprio del suo impegno culturale e professionale di diversi decenni. Non le pare che si sta correndo però il rischio di una cultura relegata solo ai grandi eventi, penalizzando l'impegno quotidiano per l'approfondimento culturale non spettacolare, quello con le scuole e che crea legami nelle comunità e persino relazioni internazionali? Purtroppo siamo nella società dell'apparire, non dell'essere, la società dello spettacolo. Tutto quanto fa spettacolo e allora ci sono eventi che magari durano 7, 8 giorni, 10 giorni e si mangiano tutto il contributo di un anno che un'associazione ci mette una vita per farlo, con impegno quotidiano. Non dimentichiamo che la cultura è un impegno quotidiano. Questo me l'ha insegnato uno dei miei direttori, il mio maestro, il dottor Vernier. E quali sono i suoi suggerimenti per ottenere sempre migliori risultati da parte del volontariato culturale che moltiplica le risorse fornite dalle regioni? È un patrimonio inestimabile, cioè fatto da uomini, perché un supermercato ha lanciato uno slogan incredibile: dietro le cose ci sono le persone, ma lo slogan apparteneva al sottoscritto, che nella mia discorso di pensionamento ho detto: ricordatevi, voi impiegati, che dietro le carte ci sono le persone, e ricordatevi, voi dirigenti, che voi dovete amministrare un patrimonio incredibile, prezioso, che sono i vostri collaboratori. Non trattateli come sottoposti, purtroppo, di bocconiana memoria, trattateli come collaboratori e valorizzateli. Ecco, questo